infatti ragazzi, come sempre questo clima è sempre molto più pazzesco, nel senso che ogni giorno che passa di più arrivano sempre nuove novità. In effetti già a partire da oggi ci sarà questo crollo termico di 10 gradi o anche di più, quindi davvero non si capisce più nulla. Partiamo che purtroppo, come sempre dico, sarà una cosa che riguarderà soprattutto il nord e un po' il centro, però la maggior parte sarà tutto il nord, quindi non è, diciamo, per noi del sud, almeno per il momento. Diciamo che già da stamattina alcune zone del nord avranno un abbassamento di 4-5 gradi, quindi come nord diciamo Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, diciamo queste regioni qua sono quelle là, purtroppo, beati loro, che riusciranno ad avere questo un po' di frescura, diciamo, mentre qui purtroppo siamo destinati a morire di caldo, quindi non ci possiamo fare nulla. Qualche altra regione che potrà essere colpita sarà la Toscana, l'Umbria e le Marche, ma non più di tanto, cioè dal Lazio a scendere giù ragazzi, ciao ciao, fa sempre caldo. Al centro invece le temperature massimo potranno diciamo abbassarsi di 3-4 gradi, ma non di più, quindi non illudiamoci più di tanto, quindi sarà più una cosa del nord proprio, dove si potranno avere questi meno 10 gradi rispetto alla temperatura attuale. Purtroppo ragazzi il clima, come sempre dico io, sì sì, ciao Lady Sene, sì sì. Eh sì sì, e Piemonte, tutte queste regioni qua, Lombardia, Trentino Alto Adige, Val d'Aosta, tutti quanti, diciamo, sono fortunati che forse un po' la temperatura si abbassa un pochino, quindi buon per loro. Qua purtroppo non c'è nulla da fare ragazzi, qua dobbiamo morire dal caldo, non ci sono tanti. Quindi diciamo che questa cosa qui durerà fino a giovedì e venerdì, quindi è una cosa che è passeggera, quindi non pensate che adesso tutta 10-15 giorni sarà così, perché sarà una cosa di passaggio, quindi questo abbassamento di bassa pressione. Allora ora sono le 8:44 esatti e stiamo già a 30 gradi qui e non sono neanche le 9. Diciamo che qua noi arriviamo più o meno 34, 35, 38, poi dipende, eh. Questa è la media che sta portando qui. Però il problema è che qui è caldissimo, in senso è afoso. Questo è il problema, che qui è umido, in effetti questo è il problema, la forte umidità, 70-80% di umidità, quindi 35 gradi è come se fosse 45 qua, perché si suda tanto, anche se stai fermo, no? Col ventilatore acceso si suda, mezzo un po'. Come potete sentire, sicuramente sentite che c'è un ventilatore acceso, no? Si penso che sottofondo lo sentite. Quindi immagina che già dormiamo col ventilatore, ci svegliamo col ventilatore, rimaniamo col ventilatore. Perlomeno io a casa ne ho tre, uno qui nella stanzetta dove faccio i video, uno in cucina, quello a pale, e uno nella stanza da letto. Climatizzatore no, l'ho messo solo una volta, ho preso la bronchite, l'ho tolto di mezzo già anni fa, perché abbassavo la temperatura e poi sono caduto malato. Ho fatto quasi 15 giorni di bronchite, quindi meglio il ventilatore, male che va, non vado in ospedale. Quindi ragazzi, vi auguro una buona giornata. Un'altra cosa, sul canale adesso ci sta anche una super chat per chi diciamo vuole contribuire al canale, può comprare questa chat che non so quanto costa, la verità è una, diciamo una novità, che ti permette di mandare un messaggio pagando una cifra che
torno a ripetere, non lo so ragazzi, è una novità che è uscita diciamo oggi e l'ho messa, l'ho abilitata, però non so, arriva un messaggio, diciamo, ha comprato un messaggio la signora e il messaggio diciamo che uno manda. Quindi se qualcuno vuole mandare un messaggio per diciamo supportare il canale, ben venga, se no facciamo come abbiamo sempre fatto, quei messaggi normali, non è un problema ragazzi. Volevo dirlo solo per, giustamente, per dire che ci sta questa opzione pure in più che Google diciamo mi ha offerto e quindi ve la dico. Ragazzi vi auguro una buona giornata e speriamo che, ma non credo che cambia qua a sud anche perché ho visto le previsioni, quindi non credo proprio che la situazione possa cambiare. Guardate a voi che state a nord, non dico che forse si abbasserà da tutte parti di 10 gradi, però già 4-5 gradi e già sono buoni. Qua invece se messo fosse a 34, 35, 34, 35, umidità a 1000 per mille, altro che a 70-80%. E qui davvero si fa mattina e si sveglia presto. Io già dalle 6 sto sveglio, ma non perché volevo alzarmi, perché fa troppo caldo. Quindi ragazzi, buona giornata a tutti, ci facciamo un bel caffettino e incominciamo la giornata. Ciao a tutti, un saluto a tutti dal canale ragazzi, ciao.